Sì, agenzia pubblicitaria. Agenzia pubblicitaria suona. Sì.
offerto da Cowboys Band, jeans speciali per tipi molto particolari. Approfittate! Cavi che regalano in Natale sono 20 milioni abbondanti. Un popolo comincia ad avere una cultura. In Nicaragua, scrutinio a sorpresa, ha vinto la signora Chamorro, capo dell'opposizione. A picco la borsa di Tokyo nelle ultime ore ha perso il 5,6%. Si decide la sorte dei 54 immigrati clandestini asiatici tornati a Bali. La Grecia li ha respinti. Calcio, il Milan prende la volata dopo la vittoria sulla Roma e la sconfitta dell'Inter. Non accade molto di frequente che quando scompare un uomo politico il dolore di pianto siano tanto di più. È successo per Sandro Pertini, presidente della Gente Comune, capo dello Stato che seppe avvicinare le istituzioni ai cittadini. Non ha voluto funerali di Stato. E oggi, dopo la cremazione del cimitero romano di Prima Porta, le sue ceneri sono state portate nel suo paese natale, a Stella, a Vigilio, allora nel 1876. La gente non ha voluto però rinunciare a dargli in qualche modo l'ultimo saluto. Colleghiamoci con Genova, Alessandra Rissetti. A te la linea. Le ultime volontà di Sandro Pertini sono state rispettate veramente fino in fondo. Un imponente servizio d'ordine ha sorvegliato la tranquillità del piccolo cimitero di Stella dove In una indagine condotta durante il pellegrinare per portare anche soltanto un piccolo figlio. I numeri di Sandro Pertini sono arrivati a mezzogiorno. Un corteo di sole 2 macchine è arrivato davanti al cimitero.